Amici del Vignole, al telefono Mauro Ottobre, parlamentare del PATT. Mauro, la prima domanda, ma è vera che te hai in mente fare il sindaco di Arco? Cosa vuoi mai? Mi domanda ai cittadini, è una confusione totale, chiaro. I poveri, il cambiamento lo vedo benissimo perché quando sono giù a Roma vengo su, mi ascolto che cambia tutte le strade, al momento non c'era un patrone da 8 lì, una circolazione terribile, perché era il pelo olivo, fantastico. Iniziate a domandarmi, a ottobre devi mettere a posto le robe sì, perché tra carcassa di letto, forma del formai in giro, insomma, è una confusione un po' complessa, poi non è cambiato i sindaci, ma di ormai mi domanda che dico di sì. Ma ti dovresti però lasciare la carrega a Roma o te puoi tenere ancora? Perché i politici per molare le carreghe, anche se poi, insomma, mi pare che anche il sindaco da Dro, vabbè, ma il sindaco parlamentare, non è che il Roma si suda, no? Ho capito. Quindi praticamente te faresti uno e l'altro, ma ti avresti il tempo per fare deputato e sindaco? Mi farei un mazzo così, ma insomma, se proprio metto un calcio anche. Ascolta, e cosa pensi del VAT, dei veri autonomisti trentini, del Carlo Andreotti, del Tretter? Mando VAT, l'occhi vaga. Commedia, vedi, no? Sì, però l'Andreotti l'ha detto fondo che voterà Rossi, insomma, no? Pure gli autonomisti che va di là, c'è donare, sono là. Poi le anni che sono lì, prima governare con lei, adesso governare con Rossi, e gli amici del PD, e che non fa che sta chi della vita. E ancora qui che vanno di chi, vanno di là, e che va di chi, va di là. Ogni elezione che l'autonomista che nasce. Ho capito. E del Mosna che pensi? Poi non è un bravo imprenditore, ma come messo di arrivare a 70 anni dalla politica, la cosa non si fa. Secondo te il governo il Magna Panettone? Ah sì, Magna Panettone con la colomba, che dicono in mola la cregano, niente da fare, non può avere io di Ricoletta, di Gaspire, delle altre intese. Sono larghe per loro però, gli italiani e strette le intese. Ma insomma, a Roma, ma di che te frequenti i ristoranti di quei de lusso, però è con gente anche importante, è vera o c'è dei paesi? Allora, dei paesi, ristoranti di lusso, che qui è da mangiare ormai, se mi arriva a me, ma per tu quelli prima. Ho capito. Puoi pagare nei ristoranti, puoi pagare prima che sia gratis. Ho capito. Ascolta, adesso mi dici che te vai in Perù, ma per dare un'occhiata ai trentini nel mondo o per missione della Camera? Missione francescana. Ah, ho capito. E via molto dei poveri, devo dire. Ho capito. Quindi praticamente missione di solidarietà, insomma. Solidarietà. Ascolta, te ricorderai Benzola della Repubblica di Vignole, che è una serie di istanze qua, e soprattutto, mi raccomando, all'occhio busa, perché chi non la fa un po' i camion a Vignole, Ma guardate che voi non sapete mica, ma mi oggi sul troviamo giù come ambasciatore della Repubblica di Vignole. Chiaramente vuol dire che noi vorremmo indipendenza, questo battere il trovo a mezzo Roma. Ho capito. Dichiarata che al Kosovo c'è per noi Vignole, no? Ah, ho capito. Ma il sarcofago, me lo dai di ritorno, che te sappi? Sarcofago? Sì, anche lì è una confusione più totale, bisogna che fare la missione come fare il sarcofago. Ho capito. Quindi quindi praticamente se vota a ottobre torna il sarcofago, devo dire che così è quelli di Vignole. Febbraio vota a ottobre, sì, fa sempre va buono. Allora ti aspetto con la fascia tricolore. Buon viaggio, Mauro. Ciao, stai bene? Tu devi mettere ciao.